ritrovati per questa puntata della Piazza 7. Oggi parleremo di scuole e di didattica a distanza, inoltre affronteremo il tema del bonus vacanze. Ma andiamo col servizio. Come è stato vissuto questo periodo con questa didattica a distanza? Ma per i genitori è stato sicuramente molto difficile perché ci siamo dovuti sostituire agli insegnanti, però la difficoltà nostra, dovendo anche lavorare, c'è stata, questo è indubbio. Certo che c'è stata anche una grossa impreparazione da parte degli insegnanti. La scuola si è comportata bene, nel senso che sono intervenuti tempestivamente, hanno cercato di mantenere il programma, però sicuramente mancando l'impatto visivo è stato tutto molto più complicato. Sono insegnante anche mamma e devo dire che la didattica a distanza per i più piccoli, almeno per elementari, io penso sia stata veramente un disastro. Richiede un'autonomia che i bambini non sono in grado di avere. Per quanto riguarda l'idea che c'è in questo momento di riaprire per l'ultimo giorno di questo anno scolastico, trovo che sia assurdo. Siccome ho visto che le mie hanno sofferto parecchio il distacco dalla socialità, se mi dicessero che riaprono domani io le lancerei. No, ormai che non mi sembra una cosa saggia, insomma, ormai abbiamo finito così. Le scuole sono piccole, non sono idonee, non sono adeguati gli spazi, quindi trovo che sia veramente una cosa assurda. Per quanto riguarda invece le idee di riforma rispetto alla scuola a settembre, per cui quest'idea delle entrate scaglionate, lei cosa ne pensa? Non so come faremo con gli spazi perché veramente sono più i ragazzi, cioè io ho classi anche di 28-30 persone. Potrebbe forse essere un'idea, forse sarebbe meglio pensare di utilizzare altri spazi. Ritengo che avremo delle generazioni che vanno trattate in un modo diverso. Cioè io dalla scuola mi aspetto che a settembre, più che puntare sulla nozione, il nozionismo, si punti alla socialità. Antenore. Più energia per il futuro. Avete già ragionato rispetto alle vostre vacanze quest'anno? Purtroppo nel mio piccolo non le posso fare, sia perché io sono un pensionato e ho una pensione abbastanza bassa e non sono in condizione proprio economicamente, con molta sincerità, di farlo. Sì, una parte le ho già progettate. In Italia c'è così tanto di bello da vedere che perché no? Massimo se andiamo nelle spiagge qui vicino. Se aprono tutti i confini, Spagna. Speranzosamente andremo via tra luglio e agosto. In Veneto sicuramente ci piacerebbe allargarci un po' in Italia. Ha sentito parlare del bonus vacanze? No. Assolutamente no. Ho sentito qualche commento, eventualmente magari darò un'occhiata su come funziona. No, non ho sentito parlare del bonus vacanze. Quello che ho capito è che famiglie con un certo tipo di reddito potranno richiederlo e potranno usufruirne per appunto andare in vacanza, pagare hotel, eccetera. Solo che ho sentito che gli albergatori si sono lamentati perché dovrebbero pagarlo loro e poi essere rimborsati dallo Stato. Devo dire che effettivamente, così come lo vedo io, la vedo una cosa abbastanza intelligente, una cosa abbastanza valida per le persone che non se lo possono permettere. Allora è tutto per questa settimana dalla Piazza 7. Vi ricordiamo che l'obiettivo appunto è darvi modo di esprimere le vostre opinioni, di raccontarci le vostre storie, di scegliere voi quello che sarà l'argomento appunto che noi andremo a mettere in piazza. Per cui vi ricordiamo la mail a cui scriverci, che è redazioneweb@giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchi e ci vediamo la prossima settimana.